Grazie ai colleghi di Udine, buonasera cari telespettatori dalla redazione Alto Adriatico. Ed ora apriamo una pagina politica con il comune di Portogruaro e la provincia di Venezia che hanno dato vita a un'iniziativa congiunta. Noi siamo andati ad intervistare tanto la presidente della provincia di Venezia Zaccariotto quanto il sindaco Bertoncello. Ecco, vedete un po' da queste interviste quali sono le novità, le sinergie messe in campo. Giunta congiunta questa mattina al municipio di Portogruaro, giunta provinciale e giunta comunale. Siamo con Francesca Zaccariotto, presidentessa della provincia di Venezia. Quali tematiche avete affrontato questa mattina a Portogruaro con la giunta di Portogruaro? Ma devo dire a 360 gradi, nel senso che abbiamo discusso di viabilità, come abbiamo discusso di edilizia scolastica, così pure di cultura, di trasporti. Abbiamo cercato soprattutto di stabilire un metodo che è quello che almeno una volta all'anno la provincia vada nei vari territori e quindi presso le amministrazioni comunali al fine di confrontarsi non solo sui temi ma soprattutto anche sulle priorità che un territorio ha e che non possono essere definite separatamente. E quindi, siccome i primi interlocutori dei cittadini sono per l'appunto gli amministratori che si trovano a livello locale nei comuni, io credo che a passare attraverso l'ascolto e il confronto sia rispettare e stabilire delle priorità più rispondenti alle reali esigenze dei cittadini. Ecco, i problemi più importanti sono il proliferare di centrali e il mondo del lavoro. Ma sono sicuramente questi, ma sono altrettanto i problemi di una viabilità che deve essere messa in sicurezza, sono altrettanto quella di un'edilizia scolastica che non risponde comunque a dei criteri di qualità e anche di accoglienza dei nostri ragazzi rispetto ai numeri che oggi abbiamo nelle scuole di presenza di alunni. Quindi i problemi sono moltissimi, dipende da che punto lo vogliamo vedere. Ma vede, io ho avuto due cose veramente incredibili nell'arco di 2 mesi, che un tema come Miss Padania è stato più interessante che non un tema come quello di Margara del Lavoro, e oggi che un tema come l'inno diventi più importante nuovamente rispetto a problemi come quelli legati alla disoccupazione. Io non ho bisogno che un consiglio provinciale mi dica che deve essere suonato l'inno, ho giurato davanti a un consiglio comunale come sindaco e oggi anche come presidente della provincia, indosso regolarmente la fascia che non è altro che il tricolore della bandiera d'Italia, credo nell'unità d'Italia, credo nell'inno e se vado alle feste della Lega canto il Va Pensiero. Sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, soddisfatto dell'incontro avuto con la giunta provinciale di Venezia? Ma diciamo molto soddisfatto, nel senso che ormai, almeno per quanto riguarda il Portogruaro, è uscito da un po' di tempo dalla campagna elettorale, è ora di uscire dalle polemiche ed è ora di affrontare i temi dei nostri cittadini. Con il presidente della provincia ci siamo già incontrati singolarmente più di un'occasione, abbiamo condiviso un percorso di lavoro sulle cose più importanti che le ha già affrontate lei e credo che si sia aperto un dialogo che non era mai stato interrotto, ma che oggi è rafforzato perché abbiamo la voglia di affrontare i problemi di questo territorio, della Venezia orientale, del Veneto orientale, di San Donato e di Portogruaro. Allora diciamo che per il momento Portogruaro, così come ha detto la Presidente, c'è il problema della sicurezza nelle scuole e della viabilità, su questo non c'è dubbio perché c'è di mezzo i cittadini, dopodiché ovviamente 2 realtà così importanti non possono considerare la cultura in secondo piano, perché trattare cultura significa far crescere i nostri cittadini, guardare il futuro, non guardare il presente. Noi vogliamo entrambi traguardare la nostra attività non alla legislatura, ma traguardarla dopo, perché se ogni volta ogni volta che ci sono le elezioni, chi va a governare prende gli argomenti da capo, ci siamo accorti quanti problemi noi stiamo registrando oggi. Quindi lo sforzo che stiamo facendo in modo comune è quello di sedersi a un tavolo, riprendere tutta la progettualità e traguardarla non alla legislatura, perché in Italia votiamo ogni anno e corriamo il rischio di abbandonare ad altri i problemi senza nessuna soluzione. Potrebbe essere una tragedia tornare alle urne per le politiche? Io non sono interessato oggi, sono più interessato ad amministrare la città di Portogruaro. Sentendo la presidentessa Zaccariotto e sentendo anche lei, voi date un esempio di dialogo, cosa che forse non avviene
in questo momento in Italia, sia all'interno della maggioranza che all'interno dell'opposizione. Basta citare gli esempi di Fini e di Veltroni. Allora, intanto noi amministriamo e non facciamo politica, abbiamo bisogni dei cittadini da rispondere, facciamo parte entrambe di forze politiche diverse, con idee diverse, con culture diverse e anche forse con progetti diversi. Quando però amministriamo, entrambi individuiamo i problemi comuni, le scuole è uno, la viabilità è un altro, la cultura è un altro, la risposta ai cittadini è diversa da un dibattito politico che può anche avere posizioni diverse, insomma.